Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 11 giugno. Usiamo la prima pagina del Corriere della Sera come una sorta di vetrina delle notizie del giorno. L'apertura in realtà è un articolo di Sergio Rizzo che fa i conti. Negli ultimi 6 anni il fisco è stato complicato al ritmo di una norma alla settimana, introdotte 629 regole, di cui 389, 2 su 3, hanno peggiorato la vita dei contribuenti. Intanto l'Ocse dice che l'Italia è l'unica del G7 ad accelerare per quanto riguarda l'economia, su anche la produzione industriale, che peraltro è andata giù negli anni precedenti al punto tale che il fatto che vada su di 1,6 punti significa molto poco. Le previsioni di Confindustria per l'anno prossimo già parlano, per il mese prossimo già parlano di ristagno. Comunque, questo è l'argomento d'apertura del Corriere, anzi i due argomenti. Una norma alla settimana per il fisco, in 6 anni 2 regole su 3 hanno complicato la vita ai contribuenti, e l'Ocse che promuove l'Italia. Ma c'è anche l'assalto ai CAF, i centri di assistenza fiscale, pagare la Tasi in lista d'attesa. CAF e commercialisti si appellano al governo per rimandare la scadenza della Tasi, una delle componenti della tassazione sugli immobili, del 16 giugno. In alcuni centri di assistenza sfiorati 10.000 nomi nelle liste di appuntamenti per la Tasi, impossibile inserire contribuenti all'ultimo minuto. In taglio alto sul Corriere anche il Consiglio Superiore della Magistratura sul Tribunale di Milano. Il procuratore capo Bruti non spiegò perché il caso Ruby non finì al procuratore Robledo, e tuttavia né questo né altri rilievi denunciati nell'esposto al Consiglio Superiore della Magistratura fatto dal procuratore Robledo contro Bruti hanno determinato conseguenze per le indagini, cioè tarallucci e vino alla fin fine. Poi sempre dal taglio alto del Corriere c'è il commento di Dario Di Vico sul fardello che il Nord Italia non può sopportare, riforme e crescita. Alla fine a Nord è un inedito duopolio politico, sono PD e Lega Nord a occupare le poltrone che contano, 4 governatori per il PD, Chiamparino, Burlando, Errani, Serracchiani, e una sfilza di sindaci da Torino a Trieste, Bergamo, Brescia, Novara, Vicenza, Trento, Emilia Romagna. Il partito di Salvini vanta un numero più ridotto di posizioni chiave, ma ha comunque i governatori di Lombardia e Veneto e quantomeno i sindaci di Verona e Padova, scrive Dario Di Vico in prima pagina sul Corriere della Sera. La conquista da parte di Bitonci di Padova rappresenta l'unica battaglia di rilievo persa dal PD al nord nei ballottaggi di domenica scorsa, dopo un'avanzata generalizzata. A dar retta alle cronache, l'effetto duopolio PD-Lega potrà determinare 2 conseguenze. La prima, allineamento nella composizione dei gruppi dirigenti locali alla segreteria Renzi. La seconda, ambizione della Lega, targata Salvini, di fungere da driver di una rinascita dell'intero fronte di centrodestra che sconta l'azzeramento di Forza Italia alla testa di regioni o comuni settentrionali di prima fascia. La polarizzazione attorno ai 2 Mattei ha buone probabilità di diventare il leitmotiv, scrive Di Vico, della stagione politica che si apre. Finora però questa competizione non ha avuto al centro i temi dello sviluppo del Nord. Sarebbe negativo se si restasse in questo solco. La Lega, scrive Di Vico, è in risalita nei consensi grazie alla parola d'ordine no euro, e a Padova ha vinto puntando sui temi della sicurezza. Il PD ha sfondato per l'immagine vincente di Renzi senza affrontare i nodi della questione settentrionale. La maggior parte dei sindaci PD si sono affermati rimanendo strettamente nell'ambito delle tematiche comunali. L'unico promosso che si è misurato coi temi dello sviluppo, Chiamparino, perché puntava allo scranno da governatore. Ma non c'è una sola parola d'ordine che sia rimasta impressa nella testa degli elettori e contribuisca dal basso a una formulazione nordista dell'agenda delle riforme dal punto di vista del PD. Il peso poi che le vicende della corruzione negli appalti Expo e Mose hanno avuto negli ultimi giorni ha conferito all'esito del voto un contenuto immobilista, scrive Di Vico. Chi tocca i fili delle grandi opere muore, e niente più fili. È difficile che nel breve qualcuno si azzardi a proporre di completare l'alta velocità Milano-Venezia o a chiedere di mettere in campo ipotesi di project financing. È probabile che sindaci e amministratori di PD e Lega finiscano per tenere un atteggiamento conservativo, non muovere nulla.
Purtroppo però, conclude Dario Di Vico, le dinamiche dell'economia non si uniformano ai tempi di una politica che sappia tornare a essere coraggiosa e onesta. Non aspettano, basta pensare al futuro del sistema degli aeroporti del nord, con la grande novità dell'accordo Alitalia-Etihad, trasformazione di Malpensa in uno scalo dedito alle merci. Potremmo parlare anche di fiere università municipalizzate. Se un vantaggio grande la forte mobilità degli elettori reca con sé, dovrebbe essere quello di scegliere liberamente di volta in volta in base alle opzioni avanzate, ma se a mancare fossero proprio loro, i cittadini finirebbero per decidere solo affidandosi all'empatia. Niente di che, ma comunque un tentativo diciamo così, di riflessione sul nord. A centro pagina l'allarme di Maroni: ogni giorno che passa è un giorno perso, il governo si dia una mossa, dice il presidente della Lombardia, sull'Expo. È preoccupato Maroni, rischiamo di non completare le opere entro il 30 di aprile dell'anno prossimo, però il suo è anche un atto di accusa al governo, in ritardo sui poteri speciali per il magistrato Cantone. Il governo dopo qualche ora replica duro, prima col ministro di giustizia Orlando, che dice stia tranquillo Maroni, se si fosse agitato così prima si sarebbe evitato di dover mandare Cantone dopo. In serata Matteo Renzi da Shanghai: Maroni rifletta piuttosto sulle responsabilità della Lombardia, pensi alla sua regione. Poi dal primo piano del Corriere la questione della fecondazione eterologa e la Corte Costituzionale, depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il divieto di fecondazione eterologa contenuto nella vigente legge 40. Il diritto ad avere figli è incoercibile, dice la consulta. Il divieto della fecondazione eterologa crea discriminazione economica. La provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia, così come già riconosciuto per le adozioni. Foto di prima pagina del Corriere della Sera dedicata all'Iraq. Le milizie sunnite pro Al-Qaeda, dopo mesi di battaglia, hanno sbaragliato l'esercito di Baghdad. Ora su Mosul sventola la bandiera nera di Al-Qaeda. L'Iraq sprofonda nel caos. Oltre 200.000 civili in fuga. Avanzata di Al-Qaeda, incubo in Iraq. Dall'Iraq a Bergamo, a fondo pagina, con Gian Giacomo Schiavi che racconta del senso civico di due bambini. A 9 anni soccorrono un amico folgorato perché dicono ce l'hanno insegnato a scuola. Facciamo un applauso a questi due ragazzini. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo sugli organismi geneticamente modificati, gli OGM. Non trovo alcuna prova, scrive la senatrice Cattaneo, che gli OGM siano più dannosi o rischiosi per l'ambiente delle coltivazioni tradizionali o biologiche. Il commento sulla base della notizia di 700 contadini che si battono per piantare semi transgenici. Un appello di questi agricoltori: non c'è nessun pericolo, fateci provare. La richiesta al governo è quella di libertà di coltivare e sperimentare gli organismi geneticamente modificati. Ci vietano di coltivare OGM e poi mangiamo mucche e maiali nutriti col mais modificato. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, poi lo vediamo meglio, c'è il colloquio di Goffredo Buccini con l'ex sindaco di un comune sciolto dalla mafia in provincia di Reggio Calabria, il comune di Rizziconi. L'ex sindaco è Antonino Bartuccio, detto Nino, di Forza Italia, commercialista, nel 2010 eletto sindaco di Rizziconi per il fatto che la lista concorrente era stata eliminata per irregolarità. Era dunque l'unico concorrente. Rizziconi, 8.000 abitanti, provincia di Reggio Calabria. Dopo 367 giorni le cosche costringono la sua giunta a dimettersi. Il 1 aprile 2011 si scioglie il comune e il sindaco, ex sindaco Bartuccio, va in procura. 3 anni dopo, la settimana scorsa, 16 arresti sulla base delle denunce del sindaco. Nel frattempo Bartuccio è stato picchiato, hanno aggredito per strada suo figlio tredicenne e suo padre ultra settantenne. Ha ricevuto 3 proiettili e un biglietto: bastardo, stai lontano dalla politica o finirai male. Il colloquio è interessante per molti versi e poi lo leggiamo in dettaglio. Per completare la prima pagina del Corriere c'è l'articolo di fondo firmato dal professor Ernesto Galli della Loggia sull'efficacia delle sanzioni contro la corruzione. Fa una proposta della Loggia al Presidente del Consiglio Renzi. Difficile che la super authority di Cantone possa essere efficace perché continuiamo a burocratizzare tutto. Bisogna dargli locali, sedi, soldi, personale all'autority per fare un compito burocratico di controllo. Meglio invece prendere esempio dagli Stati Uniti, dice Galli della Loggia. Introduciamo anche in Italia la norma statunitense
secondo la quale qualunque addetto a un pubblico ufficio denunci un caso di corruzione di cui viene a conoscenza o sospetta, riceve, se la denuncia si dimostra fondata, uno scatto di stipendio o una promozione. Viceversa, una diminuzione di stipendio e un arretramento nel caso si accerti l'infondatezza del fatto o l'intento calunnioso del denunciante. È facile immaginare, scrive Galli della Loggia, che con una simile norma il funzionario o il giudice corrotto vedrebbero accresciute enormemente le difficoltà di operare, si muoverebbero in un clima di continua insicurezza e ciò avrebbe un effetto dissuasivo di vasta portata. Questo per quanto riguarda i pubblici uffici. Per quanto riguarda il politico corrotto, se la legge prevedesse, dopo la condanna penale del politico corrotto, anche una forte sanzione pecuniaria tra 100.000 euro e il milione, per la lista in cui il politico è stato candidato, a meno che tale lista medesima non abbia provveduto a denunciare lei l'operato del suo eletto, allora molto probabilmente le cose cambierebbero. Sarebbe lo stesso partito a esercitare uno stretto controllo sull'operato di colui che ha mandato al potere. Ci pensi il Presidente del Consiglio a queste due proposte, scrive Galli della Loggia. Per il momento lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, ma in cronaca milanese, che non è solo milanese il problema del Corriere, c'è la questione degli altri 260 profughi siriani o presunti siriani arrivati ieri a Milano, molti bambini. A fine giornata negli uffici delle politiche sociali il conteggio degli ospiti delle strutture allestite dal Comune di Milano superava quota 800. Alfano cambi lavoro, dice l'assessore della Giunta Pisapia Pierfrancesco Maiorino, indicando il mezzanino della stazione centrale di nuovo sovraccarico di esseri umani. Leggo che il ministro dell'Interno si impegna a porre la questione profughi in vista della presidenza di turno italiana dell'Unione Europea. La cosa sarà piuttosto semplice, perché se non parte un piano nazionale, fino ad ora assente, sarà proprio Milano, la città sede della presidenza, a essere piena di profughi che dormono per strada, dice l'assessore Maiorino del PD, mettendo anche una questione, diciamo così, di decenza oltre che di ordine pubblico. Intanto il presidente Napolitano, come riporta in primo piano il quotidiano Avvenire, plaude all'incessante meritoria attività di soccorso e di assistenza svolta dalla Marina italiana con la missione Mare Nostrum. Domani si vota al Senato su mozione della Lega Nord per sospendere immediatamente l'operazione Mare Nostrum. Vedremo chi voterà cosa e come. Intanto Casini e Cicchitto, UDC e Nuovo Centrodestra, presidenti delle commissioni esteri Camera-Senato, concordano con Alfano, il quale a sua volta invece ha detto che non può durare così. Così non si va avanti, il governo sciolga il nodo non più rinviabile. Per Gasparri, Forza Italia, lo stesso Alfano critica l'operazione e parla di catastrofe della quale solo l'Italia paga le conseguenze. Il segretario della Lega Salvini parla di catastrofe senza precedenti. Nei comuni amministrati dalla Lega, dice Salvini, non c'è spazio per chi fugge e arriva in Italia. Servono soldi per Mare Nostrum, dice Alfano, ministro dell'Interno. Siamo stanchi, ha detto Alfano. L'Europa non ci sta dando le risposte che aspettavamo. L'operazione Mare Nostrum deve concludersi, non domattina, ma dobbiamo individuare una via d'uscita. Non può continuare in eterno, dice Alfano. L'avvertimento del Ministero dell'Interno arriva durante la messa a punto di un piano di accoglienza sul territorio, scrive Avvenire, che riporta poi le parole di Piero Fassino, sindaco di Torino, presidente dei comuni italiani, o meglio dell'ANCI, l'associazione dei comuni. È un tema che il governo deve portare in sede europea, dice Fassino. Tra pochi giorni l'Italia assumerà la presidenza di turno e questo darà al nostro paese maggior forza. L'accordo Ministero dell'Interno ANCI prevede l'allargamento del piano da 13 a 20.000 posti. Per l'aspetto economico, dice Fassino, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia si confronteranno per quantificare e individuare le risorse per l'accoglienza. È la giornata in cui al Viminale l'ANCI con Fassino ha pianificato l'accoglienza dei cosiddetti profughi. Così Avvenire. Tornando invece alla cronaca milanese, brevemente, c'è anche il caso della sanità lombarda. Maroni dice i manager li nomino io, sulla sanità voglio una riforma condivisa, il dovere di prendere decisioni spetta a chi è stato eletto nelle istituzioni. Nella Lombardia, con i vertici ospedalieri decapitati da inchieste, è all'ordine del giorno
la selezione dei manager della sanità, troppo spesso nominati per la tessera di partito più che per la professionalità. Quanti anni è che leggiamo sta solfa, detto per inciso? Capacità, onestà, competenza sono i 3 requisiti evocati dal governatore Maroni per le scelte future. Il dovere di prendere decisioni, ha detto Maroni, spetta a chi è stato eletto nelle istituzioni. Decidere chi nominare nei posti di comando è una responsabilità a cui non voglio sottrarmi. La novità importante è che ci sarà una commissione di esperti per valutare chi ha i requisiti migliori, poi decideremo noi, ribadisce Maroni. Nel frattempo, fine giugno, ennesimo giro di valzer ai vertici degli ospedali. Il nuovo sistema di nomine viene indicato come un pilastro della riforma sanità, su cui è intervenuto ieri in Consiglio regionale il governatore Maroni. Gli altri principi, già anticipati nei giorni scorsi, sono stop alla separazione tra assistenza ospedaliera e quella sul territorio, divisione tra chi fa programmazione sanitaria, offre cure mediche e chi controlla, accentramento appalti nella centrale d'acquisto del Pirellone, Arca, e la nascita di un assessorato unico sanità welfare. Resta garantita la libertà di scelta tra ospedali pubblici e privati. Stiamo definendo un libro bianco sul sistema socio-sanitario lombardo, ha detto Maroni. Il documento sarà pronto entro giugno. Obiettivo: approvare la riforma sanitaria per fine anno. Mi piacerebbe fosse condivisa da tutto il Consiglio regionale, ha detto Maroni. Ciò è già avvenuto con la legge Melazzini sul sostegno alle imprese. Ieri però la giornata è apparsa improntata più alla guerra. In discussione la mozione di sfiducia presentata da Umberto Ambrosoli e dal PD. La richiesta è di rimuovere un assessore che non è in grado di garantire imparzialità alla sanità lombarda. Ambrosoli porta come esempio il pranzo elettorale dell'assessore alla salute lombardo Mantovani con i manager ospedalieri e il comizio di Arconate con la promessa di posti di lavoro nella sanità fatta da Mantovani. Questa mozione ha l'obiettivo di offuscare il percorso virtuoso della giunta, replica Mantovani. Le accuse che mi si rivolgono sono demagogiche. Esito finale: con 45 voti contro 29, la maggioranza ha fatto quadrato intorno all'assessore alla sanità Mantovani. Brevemente, rimanendo in cronaca milanese e lombarda, poi passiamo alla Padania, c'è una curiosità bella da sottolineare. A Monza rinasce il museo della città dopo 30 anni di oblio, nuova sede nella Casa degli Umiliati, tra i finanziatori anche semplici cittadini, 100 volontari come sorveglianti. La nuova struttura nel centro della città sarà inaugurata il 28 giugno. Sono opere d'arte di notevole valore, una galleria di ritratti eccezionale. Ma lasciamo il Corriere, vediamo la cronaca milanese del giornale. Scaricati per terra a Rogoredo. È accoglienza agli immigrati abbandonati nelle stazioni, titola il giornale. I leghisti pronunciano da anni un appello considerato osceno. Aiutiamoli a casa loro. Volano accuse di razzismo, ma non mollano, e di fronte alle immagini di africani arrivati ieri all'alba a Milano con pullman organizzato dalla prefettura di Taranto e scaricati come pacchi postali senza assistenza, cibo né acqua alla stazione di Rogoredo con la promessa che qualcuno li avrebbe accolti, ci si stringe il cuore, scrive il giornale. Stesi a terra, stravolti da viaggio e caldo, quello slogan aiutiamoli a casa loro, lo slogan della Lega, non sembra poi così folle, scrive il giornale. Se l'Italia non è in grado di accoglierli in modo dignitoso, li respinga per il loro stesso bene. A proposito di immigrazione, hanno preso con le mani nel sacco, mentre intascava una mazzetta, non esorbitante ma pur sempre una stecca. L'hanno ripreso con la telecamera piazzata nel suo ufficio di Corso Monforte. Arrestato ieri dalla polizia, un impiegato della prefettura di Milano chiedeva denaro per velocizzare pratiche di permessi di soggiorno per immigrati. Poi c'è la questione degli aeroporti lombardi. All'Italia parla arabo, scrive il giornale, o almeno comincia a parlarlo. Etihad, Emirati Arabi, entra socio di minoranza nella compagnia di bandiera rilevando il 49%, costo dell'operazione 560 milioni, ma il domani non promette niente di buono per Alitalia. La parola araba conterrà sempre di più e Etihad farà presto una voce più grossa, la voce del padrone. Indipendentemente dal futuro, il presente è potenziamento di Linate, lo chiedono gli arabi. E allora ecco i nuovi voli che decoleranno dal Forlanini, dall'aeroporto cittadino. Etihad ha chiesto collegamenti di Linate con Düsseldorf, Amburgo, Ginevra, Ibiza, Palma di Maiorca, Belgrado, Kiev, Mosca, San Pietroburgo, Tirana, Casablanca, Algeri, Tunisi, Tripoli, Il Cairo, Istanbul e Tel Aviv. Queste mete si aggiungono al traffico di aerei di tutte le compagnie che attualmente già volano
Sulinate e uniscono l'aeroporto milanese ad Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Berlino, Bucarest, Copenaghen, Dublino, Francoforte, Londra, Madrid, Parigi, Praga, Stoccolma e Vienna. Malpensa, promessi 25 voli settimanali, mentre a Roma, Fiumicino sono 1274. Per concludere, giorno nero per i pendolari, un altro sciopero dei treni dalle 21 di giovedì per 24 ore. C'è una curiosità invece di taglio lombardo sul giorno, un'azienda che è protagonista dei mondiali di calcio in Brasile, un'impresa lombarda, la Redaelli, quartier generale a Cologno Monzese, stabilimento produttivo a Gardone Valtrompia, Brescia, ha fornito i maxi cavi d'acciaio che reggono le strutture di 3 nuovi stadi realizzati per il mondiale di calcio brasiliano. La Redaelli ha progettato e realizzato funi per il sistema di cavi di 9.000 metri complessivi sui quali si innesta la copertura dello stadio Nacional Mané Garrincha di Brasilia, la capitale del Brasile. Ha inviato sul posto anche un team di esperti che ha collaborato alle operazioni di sollevamento. Per lo stadio di Porto Alegre l'azienda lombarda ha realizzato funi spiroidali che, lunghe 4.500 metri, formano il sistema di cavi per sostenere la membrana esterna della copertura dello stadio. Ma la Redaelli è protagonista nel mondo, è la prima azienda al mondo per le maxi funi in acciaio. Ha operato a Storebælt in Danimarca, il più grande ponte sospeso di tutta Europa, al London Eye, la ruota panoramica, uno dei simboli di Londra, e al nuovissimo High Roller di Las Vegas, la ruota panoramica più alta del mondo. Cavi per i grandi impianti, dai ponti agli stadi, ruote panoramiche, ma anche è attiva l'azienda nell'oil and gas. Si è aggiudicata per 3 anni consecutivi il Guinness World Record per la fune più pesante al mondo, la Flexpack, che tuttora detiene il record, lunga oltre 4 km, peso 430 tonnellate. Un'eccellenza lombarda messa in luce dal giorno, in relazione anche all'appuntamento dei mondiali di calcio, mentre il giorno si occupa anche di una questione assai più spinosa, giudiziariamente e politicamente, le bonifiche alla ex Sisas di Pioltello. Prende il via il processo, il governo vuole essere parte civile. A Pioltello truffe e mazzette per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Imputati l'allora commissario straordinario del Ministero dell'Ambiente Luigi Pelaggi e altri 5 imprenditori e funzionari pubblici. Per ottenere i lavori la società Daneco Impianti avrebbe pagato al commissario ministeriale Pelaggi una tangente da 700.000 euro. Il nero fumo trattato come scoria meno nociva per ottenere ricavo. Non solo Palazzo Chigi, intendono costituirsi parti civili anche Regione Lombardia, Greenpeace e un privato cittadino, ma la causa rischia di finire a Roma. Sulla scorta anche di questa storiaccia della bonifica ex Sisas ha vinto una coalizione di centrodestra che ha ribaltato la precedente giunta. Sindaco di Pioltello Cristina Carrer valuterà anche lei se chiedere i danni. Ci congediamo dal giorno in cronaca milanese con un'ultima segnalazione. Il presidente dei giovani imprenditori dell'Asso Lombarda, la Confindustria Lombarda, fa professione di renzismo. Noi imprenditori col PD di Renzi perché è il cambiamento, dice il capo dei giovani imprenditori di Lombardia, della Confindustria Lombarda. Lasciamo la cronaca milanese con un servizio del Libero, il quotidiano Libero, su Rogoredo, ne abbiamo parlato prima, centinaia di immigrati scaricati nelle strade, partiti da Taranto, mandati dalla prefettura tarantina in autobus, sono stati lasciati alla stazione. In centrale arriva una nuova ondata di profughi siriani. Protesta anche l'ONU, le Nazioni Unite, trattamento sconcertante. E vediamo l'apertura della Padania. Ora Renzi sbarchi in aula proprio su questo tema, arrivi senza fine, centri d'accoglienza al collasso, soldi agli sgoccioli. L'operazione Mare Nostrum è un fallimento che coinvolge il governo. Alfano, in difficoltà nel suo partito, da 2 mesi rifiuta di rispondere alle 10 domande della Padania, le stesse che si pone il paese. La Lega rompe gli indugi e chiede che sia il Premier a metterci la faccia. Renzi venga in aula perché domani si discute appunto della mozione leghista. La seguiremo naturalmente sulla sospensione immediata dell'operazione Mare Nostrum. Sempre in primo piano sulla Padania, bugie renziane, riforme entro il 10 giugno o lascio, aveva detto Renzi. Quanti ne abbiamo oggi? 11. Renzi, vattene. E poi ancora appalti, Maroni striglia il governo, o si decide o Expo rischia. Per concludere, l'allarme estremisti islamici padroni delle scuole di Birmingham fa discutere in Gran Bretagna
la relazione dell'ispettorato del Ministero dell'Istruzione britannico che indagava su un presunto piano segreto per islamizzare le scuole del Regno Unito. Il documento finale parla di casi scioccanti di discriminazione delle donne e di boicottaggio del cristianesimo. In una scuola di Luton trovati libri che parlano di lapidazione come giusta punizione. Sempre poi dal primo piano della Padania torniamo alla questione del Mare Nostrum, operazione al collasso. Per la Lega è un incentivo agli scafisti. In un paese normale, dice il deputato leghista Nicola Molteni, il governo dovrebbe usare la Marina per difendere, proteggere i confini e non come catering dei clandestini. Ma sono 2 mesi, ricorda la Padania, trascorsi dalla richiesta avanzata dal quotidiano La Padania all'ufficio stampa del Ministero dell'Interno Alfano per un'intervista, tempo trascorso inutilmente. Tutt'oggi Alfano, sollecitato attraverso l'ufficio stampa, non ci ha concesso alcuna intervista. Sono 10 le domande alle quali Alfano non risponde. La prima, lo scorso ottobre, operazione Mare Nostrum, Alfano disse che avrebbe avuto effetto deterrente sul traffico di esseri umani. Ne è ancora convinto? Seconda domanda, non ritiene Alfano che gli alti costi dell'operazione, 300.000 e più euro al giorno, siano insostenibili? Cosa risponde a quanti pensano che l'operazione abbia ridotto il ruolo della Marina militare a traghettatrice di clandestini anziché difensore dei confini? Perché come Ministro dell'Interno non attua un efficace piano di respingimenti come fece il suo predecessore Maroni? È al corrente del fatto che delle domande di asilo presentate da chi sbarca in Italia con Mare Nostrum meno del 10% ottiene lo status di rifugiato? Quali filtri sono stati adottati per scongiurare l'arrivo di terroristi ed estremisti? Non ha avuto dubbi sull'opportunità di proseguire l'operazione neppure dopo i rischi di contagi da gravi malattie portati da alcuni di questi migranti come Ebola e tubercolosi? Non si sente responsabile dei continui e insormontabili problemi di accoglienza scaricati sui comuni? Non ritiene insufficiente, per essere eufemistici, la richiesta di spostare in Sicilia la sede dell'organismo europeo Frontex? D'ultima domanda, quali azioni intende avviare per risolvere l'emergenza sbarchi in occasione del semestre italiano di presidenza del Consiglio europeo? Questa è la più facile, ma Alfano non risponde. Mentre Salvini è l'unico leader possibile, titola la Padania pagina 5, la Lega prova a dare la sveglia agli alleati. Dai 2 governatori del Carroccio messaggi ai partner politici, dice Luca Zaia. Matteo ha tutti i requisiti per guidare la coalizione, aggiunge Maroni, chiederò al Congresso di prolungargli l'incarico per i prossimi 3 anni. Se il centrodestra vuole salvarsi, Salvini l'unica soluzione, dice il governatore del Veneto Luca Zaia, rilanciando la leadership del giovane segretario leghista e indicandolo agli alleati come la sola figura in grado di guidare un'alternativa politica per competere con la sinistra di Renzi. Matteo, argomenta Zaia, ha coerenza e visione prospettica, ha tutti i requisiti per guidare la coalizione. Questo è anche ciò che pensano gli elettori di centrodestra interpellati dall'istituto SVG. Hanno messo il leader del Carroccio davanti a tutti gli altri competitor, Renzi ovviamente, Berlusconi e Grillo. Per l'elettorato di riferimento non ci sono dubbi. Per costruire un centrodestra ispirato a temi tradizionali ma nuovo, fresco, innovativo, è a Salvini che bisogna affidarsi. La pensa così anche Roberto Maroni, che ha confidato ieri che il congresso della Lega del 20 luglio prossimo spero proceda con la nomina di Salvini per i prossimi 3 anni, perché altrimenti il segretario scadrebbe a giugno 2015. L'ambizione della Lega, ha detto Maroni, concordando col piano di allargamento degli orizzonti annunciato da Salvini, è andare oltre i confini delle regioni del nord. Il nostro congresso, ha detto Maroni, servirà per capire come far diventare il centrodestra competitivo, e la Lega si candida a essere il leader di questo processo di rinnovamento. Si rivolge al futuro centrodestra anche Bitonci, il sindaco di Padova. Al centrodestra serve un cambiamento che sia radicato nei territori, senza lo specchietto per le allodole della cosiddetta società civile. C'è nulla di peggio della cosiddetta società civile. Servono persone, amministratori capaci, abituati al contatto con le persone. Il nostro Salvini è bravissimo. A contraccambiare il complimento è lo stesso Salvini, che ne approfitta per rivolgere agli alleati un messaggio politico. Quella di Padova, dice Salvini, è una bellissima storia e rivela che dove ci sono persone serie, preparate e squadra compatta si vince.
guardando al futuro e non al passato, perché il centrodestra non può più tornare alle vecchie ammucchiate che ormai non funzionano più. Guardando al futuro, questa è la strada. Negli studi di Porta a Porta, Salvini ospite questa sera, il segretario affronta anche la questione della leadership. Io prendo atto, dice Salvini, che nel centrodestra c'è un vuoto e preparo l'alternativa al dopo Renzi, che ora ha il vento in poppa, ma prima o poi cadrà perché sta promettendo tutto a tutti. Con l'elettorato extrapadano come la mettiamo? Quando vengo a Roma, ribatte Salvini, in tanti mi fermano e mi dicono dai, non mollà. Concludiamo dalla Padania di oggi con il presidente Zaia sul caso Mose, ieri in Consiglio regionale, estranei ai guai giudiziari. Questo scandalo ha fatto perdere a Cortina l'assegnazione dei mondiali di sci 2019 che rappresentavano un rilancio dell'economia ampezzana. Non si dica che questa amministrazione ha fatto finta di non vedere e abbia fornito il substrato a tutto il sistema che l'inchiesta Mose ha scoperchiato. Noi, al contrario, abbiamo garantito discontinuità, di cui i veneti hanno bisogno, ha detto il presidente Zaia in Consiglio regionale. Avrei mai pensato di vivere una simile giornata. Ho ritenuto doveroso puntualizzare che i processi si fanno ai tribunali e che, essendo in fase delicatissima ma ancora primordiale l'inchiesta, dobbiamo avere fiducia nella magistratura, sperando che gli imputati possano chiarire la loro posizione il più velocemente possibile. Chiudiamo infine dalla Padania con gli appuntamenti di Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord. L'appuntamento, anzi odierno, 11 giugno, mercoledì, oggi alle 23:20, stasera, trasmissione TV su Rai 1, Porta a Porta. Dalla Padania passiamo alla Stampa, ma rimaniamo al medesimo argomento, cioè a Matteo Salvini un leader per i naufraghi. È il titolo dell'articolo di fondo sul caos centrodestra firmato da Michele Brambilla per il quotidiano torinese, che titola peraltro in prima pagina: spunta il legame Expo Mose, aperto un terzo filone di indagine, la ditta Mantovani ottenne commesse in Lombardia e Veneto nello stesso modo. Ma c'è anche spazio per il libro di memorie di Hillary Clinton, Hard Choices, scelte dure. Berlusconi mi chiese perché ce l'avete con me. Hillary Clinton, rivelazioni nel libro e gaffe in TV. Lasciata la Casa Bianca, ha detto Hillary, io e Bill ci scoprimmo poverini. Infine una notizia di cronaca: le muore il figlio, rapisce una bimba per tornare madre. A Lecce, la piccola subito ritrovata, una bambina bulgara, la donna arrestata col fidanzato, entrambi alcolisti, precedenti penali, disoccupati. Per droga, precedenti penali. Ma torniamo a Matteo Salvini, leader per i naufraghi, secondo Michele Brambilla, editoriale de La Stampa. Dal naufragio generale del centrodestra, scrive Brambilla, pare essersi salvato un uomo solo, Matteo Salvini, 41 anni, segretario della Lega Nord. Non solo si è salvato, è l'unico a destra che può dire di aver vinto. Così adesso si parla di lui come possibile nuovo leader della coalizione, cioè erede di Berlusconi. Diciamo la verità, chi l'avrebbe mai detto? Ancora un giorno prima delle elezioni Salvini non veniva accreditato molto. Intanto il nuovo segretario leghista raccoglieva un'eredità pesantissima. La Lega pareva un'armata in disarmo. Il vecchio capo Bossi era stato ed è tuttora scaricato dagli ex fedelissimi, che lo considerano bollito e non gli rivolgono nemmeno più il saluto. Il suo successore, Maroni, non aveva dimostrato neppure la metà del carisma di Bossi. L'immagine del partito che girava era quella delle lauree in Albania e delle mutande verdi. Insomma, rianimare la Lega, impresa disperata. Poteva riuscirci uno come Salvini? Ben pochi lo ritenevano possibile. Di lui si ricordavano due cose: la proposta di separare sui mezzi pubblici milanesi i posti per gli italiani da quelli degli immigrati, e il coro intonato con alcuni amici nel 2009 a Pontida: senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani. Il look di Salvini poi è quel che è, non esattamente il modello di tanti elettori moderati che in questo giovanotto in barba e maglietta scorgono piuttosto un passato da leon cavallino, quale in effetti l'attuale segretario leghista era prima della conversione che lo portò a candidarsi con i comunisti padani. Eppure quest'uomo ha condotto la Lega al 6,2% quando tutti o quasi la davano sotto il quorum del 4%.
portandosi a casa per giunta un bottino personale di 387.139 preferenze. Bisogna dunque riconoscergli dei meriti, perlomeno nell'interesse del suo partito. Intanto, scrive Michele Brambilla sulla Stampa in prima pagina, intanto Salvini ha saputo far fare al popolo leghista una sterzata storica, cambiando radicalmente l'obiettivo finale. Non più la secessione, ma l'uscita dall'euro. Anche il nemico è cambiato, non più Roma, ma Berlino. Non più i terroni e gli immigrati, ma quelli coi capelli biondi. Da un certo punto di vista, un capolavoro. Salvini ha usato spesso un linguaggio e argomenti detestabili, scrive Brambilla, ma non c'è dubbio che abbia saputo, frequentando le piazze e i mercati rionali, intercettare malumori e rabbie di un popolo che gli analisti avevano sottostimato. Così il giovane leader leghista si è ritagliato uno spazio nuovo, salvando il partito e se stesso. Possiamo dire che ha dato una lezione a noi giornalisti e sondaggisti? Ma sì, ha avuto più fiuto lui. Detto tutto questo, però, da qui a vedere Salvini come nuovo leader del centrodestra riunificato ce ne corre parecchio. Proviamo solo a elencare le prime domande e obiezioni che ci vengono in mente. La prima, Berlusconi, che tutto ha in testa fuorché di ritirarsi, accetterebbe un ruolo da subalterno? Si farebbe dettare la strategia politica da Salvini? Seconda, quanti elettori di centrodestra si identificherebbero con una linea che prevede alleanza con Marine Le Pen? Terza obiezione, il no euro può essere uno slogan efficace a breve termine, ma a lungo? Quanti italiani al momento di arrivare al dunque avrebbero il coraggio e la follia di uscire davvero dalla moneta unica? Non dimentichiamo poi che, per quanto seducente, la campagna contro l'euro ha comunque portato a un 6%, non un 40%. E infine, un centrodestra guidato da Salvini, quanti voti penserebbe di prendere al sud, tra quegli elettori colerosi, terremotati che col sapone non si sono mai lavati? Forse qualcuno si è già dimenticato che Salvini a Napoli, non più tardi di un mese fa, è stato impedito fisicamente di parlare. Ecco perché la discussione di questi giorni su Salvini, possibile futuro leader, è, con ogni probabilità, conclude Michele Brambilla, solo la conseguenza dello shock e della confusione post-sconfitta di un centrodestra che ha capito che un'era è finita, ma non riesce a intravedere quella nuova. A pagina 3 invece della Stampa abbiamo la Iena su Napolitano, brevissima, 3 parole, visto che il Presidente della Repubblica ha ribadito mandato a termine, Renzi dice no, devi restare lì, commenta la Iena, cioè l'ex direttore del Manifesto Barenghi, fine pena mai. A pagina 5 invece le inchieste sull'Expo portano al Mose, aperto un terzo filone, la Mantovani ottenne commesse in Lombardia e Veneto con lo stesso sistema. La svolta nelle indagini parte da qui. Si è partiti da un dettaglio, scrive Paolo Colonnello, la visita di un rappresentante della cordata Mantovani finita nei guai per il Mose di Venezia al gran capo di Infrastrutture Lombarde Rognoni, 10 luglio 2012, 5 giorni prima che la gara per le infrastrutture di Expo venisse assegnata e vinta con clamoroso ribasso del 41% proprio dalla Mantovani. Visita durante la quale venne consegnato all'allora numero 1 di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni un pizzino. Sappiamo che siamo andati bene sulla parte qualitativa. Un messaggio per avvisare Rognoni di sapere cosa stava avvenendo attorno all'appalto e quindi, dicono gli inquirenti, indurlo a rinunciare a proseguire a qualsiasi iniziativa volta a danneggiarli e a favorire il vincitore designato che era stato deciso a tavolino, la Impregilo di Massimo Ponzellini, finito però nel frattempo in carcere per lo scandalo BPM Popolare di Milano. Insomma, il verminaio, una palese violazione del principio della segretezza dell'offerta, scrivono gli investigatori in un rapporto di 700 pagine alla base dei provvedimenti che 2 mesi fa hanno scoperchiato il primo degli scandali Expo. Ma perché? Si sono chiesti la Mantovani, che era considerata outsider e stava intromettendosi nella spartizione degli appalti, ottiene udienza dal gran capo della stazione appaltante lombarda, Infrastrutture Lombarde Rognoni, e vince? La risposta è in un verbale che l'ex presidente Mantovani, Baita, ha reso ai PM e che nei giorni scorsi è stato trasmesso alla Procura di Milano, inserito nel fascicolo su una nuova inchiesta Expo, la terza, che lega le vicende milanesi a quelle veneziane. Spiega Baita,
che la chiave per arrivare a Rognoni fu la società romana Socostramo, che venne inserita nel raggruppamento di imprese in gara per l'appalto Expo, anche se non ne aveva i requisiti. La ragione in base alla quale abbiamo accettato Socostramo era per avere l'assegnazione. Socostramo, immediatamente dopo l'aggiudicazione, mi ha presentato l'amministratore delegato di Infrastrutture Lombarde, Rognoni. Di chi è Socostramo? Del costruttore romano Erasmo V, considerato sponsor tra i fondatori del movimento dell'ex ministro Matteoli. Esiste una nuova inchiesta dunque che lega le vicende veneziane sul Mose a quelle sull'Expo, scrive La Stampa di Torino. Ma lasciamo La Stampa, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Il piano di Renzi per il fine pena mai, di cui sopra, Napolitano resti più a lungo al Colle. Questo è il desiderio del presidente Renzi. Il capo dello Stato ha detto ieri: sono qui per l'interesse del paese, ma il mio mandato al Quirinale è a termine. Intanto Bersani dice che non è vero che ha perso il vecchio alle elezioni. E infine c'è il sociologo Ulrich Beck che si occupa di rifondare dal basso l'Europa delle elite, perché il voto europeo, scrive Beck, ha esaltato la richiesta dei cittadini per una vera democrazia. Ma il primo piano di Repubblica è tutto dedicato al piano di Renzi per il Colle. Una proroga per Napolitano, vuole il prodigio fiorentino. Rimanga ancora al suo posto almeno fino a maggio 2015, dice Renzi. Il Presidente della Repubblica ha ribadito la sua scelta. Il mandato è a termine. L'interesse del Paese suggerisce cambiamenti e riforme in molti campi, anche istituzionali, ha detto ieri il Capo dello Stato, baciando la mano di Sofia Loren. Non potevo mancare, visto il temporaneo prolungamento del mio mandato. Lo esercito per il Paese. Intanto Renzi appunto chiede che Napolitano non lasci il Quirinale fino all'inaugurazione dell'Expo l'anno prossimo. L'intenzione comunicata da Napolitano è quella di restare almeno fino alla fine del semestre di presidenza di turno italiana dell'Unione Europea. Per il Colle, scrive Repubblica, non è superabile la data del 29 giugno 2015, quando Napo compirà 90 anni. Il Premier è intenzionato a farli promulgare a giugno 2015 anche la riforma costituzionale, con 2 S. Mentre a pagina 8 di Repubblica c'è l'analisi sul forzaleghismo in crisi in Piemonte e Lombardia, 18-2 per il Partito Democratico. Il centrodestra ha conservato solo Varese e Mantova. Finalmente primi, dicono nel PD, tra i giovani e gli autonomi. Ma vediamo anche l'apertura del Fatto Quotidiano. Qui si parla di Saccoccia, la nostra. Ecco la stangata, Renzi si riprende gli 80 euro. Come? Scatta la clausola cosiddetta di salvaguardia per 3 miliardi di buchi vari nei conti pubblici. Si rischia una manovra con rincari su benzina e alcolici, che è una straordinaria novità, Non l'abbiamo mai sperimentata questa in Italia. I tecnici intanto della Camera dei Deputati dicono che sono sbagliati i conti sul bonus dell'IRPEF, sbagliato il calcolo sui beneficiari degli 80 euro. Anche il servizio bilancio della Camera, dopo quello del Senato, boccia il decreto sul bonus IRPEF. Il testo però è blindato e ora non cambia più. Mentre sul Mose chiesero soldi anche Cacciari e Enrico Letta. La frase è tra virgolette ed è pronunciata da Mazzacurati, il dominus, fino a poco tempo fa del Consorzio Venezia Nuova. Adesso ci hanno messo Mauro Fabris, democristiano ex Italia dei Valori, che è tutta una garanzia, in senso vero peraltro, verissimo, purissimo e levissimo anche. Levissimo mica tanto, ma comunque. Mazzacurati, l'ex dominus del Consorzio Venezia Nuova, che dice: l'ex sindaco Cacciari ci disse di aiutare un'azienda per un cantiere da 10 milioni e poi ci sollecitò una sponsorizzazione di 300.000 euro per la squadra di calcio, non è detto quale, in prima pagina sul Fatto, mentre il braccio destro del patron del consorzio, dovrebbe essere Baita, aggiunge: nel 2007 ci fu chiesto di finanziare la campagna elettorale di Enrico Letta con 150.000 euro e di dargli un incarico fittizio. Intanto a Milano Robledo apre una nuova inchiesta sull'Expo per 200 milioni di euro. Terza inchiesta sul maxi appalto della Piastra, la struttura base dell'Expo.
Altro giro, altra procura, altra inchiesta per usura, terremoto in Banca d'Italia, indagati l'attuale presidente Rai Tarantola, l'ex ministro dell'economia Saccomanni, i pubblici ministeri della procura di Trani, che pare essersi specializzata in questioni finanziarie, chiudono le indagini e si apprestano a chiedere il processo anche per altre 60 persone, tra cui Abete BNL, Profumo e Ghizzoni Unicredit, Mussari e Caltagirone per Monte Paschi. Lo vediamo dopo. Per usura indagati banchieri e vertici di Banca Italia, lo scrive Antonio Massari, la procura di Trani ha messo sotto inchiesta 62 protagonisti della finanza. Per la prima volta in un capo di imputazione si solleva il problema della non indipendenza di Banca d'Italia dalle banche private, che sono peraltro i padroni della Banca d'Italia, soprattutto Intesa e Unicredit, ed è questo il cuore dell'inchiesta della Procura di Bari, o meglio di Trani, che è arrivata a toccare i vertici di BNL, Unicredit, Monte Paschi. L'indagine è stata aperta dopo esposto Adusbef, Associazione Difesa Risparmiatori di Elio Lannutti. Dopo mesi di indagini, la Guardia di Finanza ha notificato gli avvisi chiusura indagini a 62 persone, tra le quali il presidente Rai Tarantola, il ministro dell'economia governo Letta Saccomanni e il presidente Montepaschi Profumo. Reato contestato usura bancaria continuata e aggravata ai danni di imprenditori. Secondo il PM Ruggero, il reato di usura è stato compiuto dagli organismi di governance e di controllo delle banche col concorso morale degli ex vertici di Banca Italia e di un attuale dirigente del Ministero del Tesoro. I tassi applicati alle imprese, dice il PM, venivano calcolati sul prestito accordato, cioè sulla somma massima a disposizione, e non su quella davvero erogata ai debitori, che si trovavano così a pagare tassi in contrasto e in violazione con la legge in materia di usura. La Banca d'Italia avrebbe fornito un contributo morale necessario ai fatti reato di usura commessi dalle banche. La rilevazione del tasso di interesse, che stabilisce se un prestito è usurario o no, spetta a Banca Italia e la decisione ultima al Tesoro. Per la Banca d'Italia risultano indagati alcuni dei vertici ora fuori dall'istituto, come la Tarantola, presidente Rai, e l'ex direttore generale Saccomanni, oltre ad altri membri del direttorio con responsabilità di vigilanza. Per il Ministero del Tesoro sotto inchiesta Giuseppe Maresca, responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza. Tutti loro avrebbero adottato consapevolmente determinazioni amministrative in contrasto con la legge sull'usura, anti-usura. Il ruolo di Banca Italia in materia di usura è contestato da anni dall'Adusbef. E così racconta Massari sul Fatto Quotidiano. L'Adusbef aveva denunciato anche il governatore di Banca Italia dell'epoca, Mario Draghi, che però non figura tra gli indagati. L'elenco dei banchieri indagati è lungo. Tutta Unicredit, Dieter Rampl, Palenzona, Ghizzoni, Pier Giorgio Peluso, figlio dell'ex ministra Anna Maria Cancellieri. Per la BNL Luigi Abete, l'avvocato Sergio Erede, il direttore generale Fabio Gaglia, Montepaschi, Giuseppe Mussari, Francesco Gaetano Caltagirone, suocero di Casini, e l'avvocato Tommaso Di Tanno, presidente collegio sindacale. Ma lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo alla seconda. 150.000 euro per Letta Junior, il braccio destro della gola profonda del caso Mose, dice che servivano per le primarie PD del 2007, replica di Letta, nego tutto. Poi anche Cacciari voleva i soldi per salvare la squadra del Venezia, lo dice Mazza Curati. L'ex sindaco ci ha chiesto 300.000 euro per il Venezia Calcio, ma soprattutto di aiutare un'azienda per un cantiere da 10 milioni. Il grande accusatore Baita rivela che Cacciari intervenne per far acquistare al consorzio quote dell'ENI. E infine c'è Tremonti, nei guai per 2.400.000 euro incassati tra il 2008 e il 2009 dal suo studio. L'ex titolare del Ministero del Tesoro potrebbe finire davanti al Tribunale dei Ministri per una consulenza del suo studio fiscale al consorzio Venezia Nuova. Il metodo Tremonti, scrivono Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, è sotto osservazione non solo a Venezia, per via della mazzetta del Mose che la segretaria di Galan sostiene fosse destinata a Tremonti, ma anche a Milano, dove il pubblico ministero Pellicano
sta chiudendo un'indagine che riguarda anche le consulenze per 2,4 milioni di euro incassate tra 2008 e 2009 dallo studio di Giulio Tremonti. L'ex ministro non è indagato, ma il PM potrebbe decidere di inviare gli atti che lo riguardano al Tribunale dei Ministri. La vicenda è quella dell'acquisto da parte di Finmeccanica, quando Tremonti era ministro, della società statunitense DRS, produttrice di tecnologie militari e fornitrice delle forze armate americane. L'idea è dell'allora presidente Finmeccanica Guarguaglini, che cerca di convincere il Ministero dell'Economia che l'acquisto è un ottimo affare. Il ministro, in primis, è contrario. I fatti gli daranno ragione. La DRS vale oggi la metà del prezzo pagato da Finmeccanica. Poi Tremonti si ricrede e dà via libera a Guarguaglini, che riesce a realizzare il suo piano, mettendo in campo Lorenzo Cola, consulente con entrature nei servizi di sicurezza italiani e americani. Lo studio Tremonti, proprio in quei mesi, riceve l'incarico di produrre una consulenza che frutta appunto 2.400.000 euro più IVA, dunque non al Consorzio Venezia Nuova, ma a Finmeccanica. Finmeccanica acquista DRS il 13 maggio 2008, sborsando 5,2 miliardi di dollari, 3,4 miliardi di euro. Oggi l'azienda americana vale meno della metà. Cola avvia una mediazione strana per un'azienda che in quel momento è quotata in borsa a New York, organizza incontri, mette insieme personaggi italiani e americani e incassa alla fine una provvigione di 16.600.000 euro. Arrestato per altre vicende, Cola racconta ai PM anche i suoi rapporti con Tremonti e i soci del suo studio. In un interrogatorio dicembre 2010, Cola dice: andai dal ministro Tremonti nel periodo primavera-estate 2009. In quell'incontro parlammo della questione americana e libica, cioè l'ingresso in Finmeccanica dei fondi sovrani libici. Il ministro mi disse che nulla sapeva. L'incontro è avvenuto nello studio del senatore Andreotti. È durato 45 minuti ed è avvenuto alla presenza del senatore Andreotti, che tanto è morto, e dell'avvocato Vitali. Quest'ultimo è Enrico Vitali, fiscalista dello studio Tremonti, che ha poi seguito l'affare Finmeccanica DRS. L'incarico per lo studio delle problematiche fiscali dell'acquisizione viene assegnato da Finmeccanica con un contratto di consulenza 8 maggio 2008 allo studio Vitali Romagnoli Piccardi Associati, fondato da Tremonti, e a Ernst Young, studio legale tributario, diretto da Giuseppe Mongello. Tremonti emette fattura il 2 febbraio 2009, il 13 marzo incassa 2.400.000 euro più IVA, mentre l'altro, Ernst Young, riceve 2 pagamenti per un totale di 1.600.000. In quel periodo Tremonti, ministro, aveva lasciato il suo studio, in cui è rientrato dopo l'esperienza di governo. Una parte dell'inchiesta avviata a Roma viene mandata a Milano per competenza e qui il PM Pellicano approfondisce la questione della consulenza da 2.400.000 euro più IVA dello studio Tremonti con Finmeccanica, ipotesi d'accusa false fatture per operazioni inesistenti. Interrogati l'ex presidente Finmeccanica Guarguaglini e Marco Milanese, che avrebbe confermato il cambio di rotta di Tremonti sull'opportunità di acquisire la DRS da parte di Finmeccanica. L'indagine ha finito per lambire Tremonti. Nessun atto di inchiesta è stato fatto nei suoi confronti. Sue eventuali responsabilità dovrebbero essere vagliate dal Tribunale dei Ministri. Passiamo alla prima pagina di Libero. L'incoerenza di Banca Italia. Vogliono tagliarci lo stipendio, ma guadagnano 500.000 di euro a testa. Il governatore predica austerità per gli altri, scrive il direttore di Libero Belpietro, però rifiuta di ridurre a sé e ai suoi dirigenti i ricchi compensi. Eppure si fatica a giustificarli. L'euro ha dimezzato i loro compiti e la vigilanza, il compito di Banca Italia, fa acqua. Vedi i casi Carige e Montepaschi. Il governatore Visco ci vuole mettere a dieta, noi, ma non dà il buon esempio, sostiene Maurizio Belpietro. Il governatore di Banca Italia e i suoi sono strapagati per controllare l'operato delle banche, che sono poi loro proprietarie e azioniste di Banca Italia. Ma gli scandali Montepaschi e Carige dicono che hanno dormito. Per predicare austerità serve ben altro. E Banca Italia, scrive Franco Bechis, a pagina 2 di Libero, non molla i super stipendi. Il decreto IRPEF fissa il tetto a 239.000 euro per la paga dei manager pubblici.
Ma il capo della BCE, Draghi, boccia l'estensione a Banca Italia perché ne mette a rischio l'autonomia. Allora, dovrebbe vigilare le banche che sono azioniste proprietarie, questa è autonomia. Così il governatore può tenersi 496.000 euro, il direttore generale Rossi 450.000, i 3 vice direttori generali 315.000 euro. Poi ci sono 660 dirigenti da 251.000 euro all'anno, 7.069 i dipendenti totali di Banca Italia per un monte stipendi più oneri previdenziali al 2012 di 747 milioni di euro. 323 milioni di euro vengono invece pagati all'anno per pensioni e indennità. Così superiamo tra monte stipendi, oneri e pensioni e indennità il miliardo di euro ampiamente per Banca d'Italia. Sempre dalla prima pagina di Libero, chi ha visto Mister Forbici, caccia al Cottarelli perduto, il commissario alla spending review che fine ha fatto, e poi l'inferno fiscale denunciato dagli artigiani, alle piccole e medie imprese una tassa ogni 7 giorni. E infine Nino Sunseri racconta la seguente storia, da Grugliasco Torino alla Maserati. Lì si sciopera contro il lavoro, meno ferie per evadere gli ordini, ma gli operai non ci stanno. Alla Maserati si sciopera perché c'è lavoro. Dalla Cina una valanga di ordini per 4 porte Ghibli, per consegnarle bisogna fare meno ferie. Il sindacato dice di no, scrive Nino Sunseri. Prima della pubblicità, andiamo rapidamente anche un altro titolo di Libero. Oltre all'inferno fiscale delle piccole e medie imprese che fa titolo ma non è affatto una novità, c'è il fango su Letta, Brunetta e Ghedini per l'inchiesta sulle mazzette Mose. Il GIP nel provvedimento, scrive lui, il giudice, sottolinea Cristiana Lodi, che non c'entrano con le tangenti Mose. Nell'ordinanza i magistrati chiariscono che i contatti di Letta, Brunetta e Ghedini sono istituzionali e privi di rilievo penale, ma per Repubblica e compagni sono già condannati. E infine, sempre da Libero, si segnala a pagina 14 la tubercolosi tra i soldati di Mare Nostrum, vaccini tardivi, siamo allo sbando, contagio da sbarco, scrive Tommaso Montesano. Il COCER, che è l'organismo sindacale delle forze dell'ordine, contro il governo. Per poter proseguire serve un decreto che stabilisca fondi e misure sanitarie. Oggi in Senato la proposta della Lega di fermare l'operazione, ricorda quantomeno Libero, perché gli altri manco lo ricordano. E poi c'è un caso di cronaca, fu sollevato da Repubblica che gridava allo scandalo, e che riguarda il commissariato di polizia di Monza. Torture a un marocchino legato? No, soltanto normali procedure. Repubblica grida allo scandalo, dagli atti risulta che i poliziotti si sono limitati a immobilizzare un uomo che dava in escandescenze. Il fascicolo va verso l'archiviazione da parte della stessa procura di Monza. Ci fermiamo un attimo. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom.
Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Nord Elettrica di Base Riccardo, azienda leader nella sicurezza, progetta e
Compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente. Tutti i mercoledì dalle ore 14:30 su Radio Padania Libera. E andiamo alla prima pagina del giornale. Bunga bunga alla Bocassini, guerra in procura a Milano. Il Consiglio Superiore Magistratura contesta al procuratore capo di Milano Bruti Liberati l'assegnazione dell'inchiesta alla PM anti-Berlusconi, alla Bocassini, però in realtà abbiamo visto tarallucci e vino alla fine. I veleni di Venezia inquinano l'inchiesta di Nordio, scrive il giornale. I veleni, cioè le voci su Brunetta, Letta, eccetera, che vengono citati negli atti, ma dice il GIP non sono responsabili di nulla, non sono indagati, eccetera. Mentre, a seconda dei punti di vista, il libro della Clinton parla bene o parla male di Berlusconi. Secondo il giornale parla bene Berlusconi, amico leale. Nel suo libro appena uscito, Hillary Clinton ripercorre gli ultimi anni della sua vita politica e parla di Berlusconi come amico leale. L'ex segretario di Stato ricorda come Berlusconi si oppose ai francesi, sulla Libia alzò la voce, si lamentò anche per i cablo di Wikileaks e io accettai di scusarmi pubblicamente, scrive Hillary Clinton. Ma il primo piano del giornale è dedicato alle inchieste sui politici. Assalto giudiziario, Mose, vertice in procura, e le carte su Galan arrivano alla Camera per il suo arresto. Il sindaco Orsoni respinge le accuse, dice che i soldi erano stati trattenuti da un intermediario del PD. Oggi la Giunta inizia l'esame sulla richiesta di arresto per l'ex governatore Galan. 100 milioni, la cifra, secondo i PM, utilizzata da Venezia Nuova per oliare funzionari e politici. Il grande salto dell'indagine verso Roma può attendere. Il rimedio contro i ladri, scrive Vittorio Feltri, pubblicare i redditi di tutti. Poi ci sono i nomi eccellenti del PDL coinvolti nel polverone del Mose. Gianni Letta, il quale dice: denuncerò chi mi diffama, ho già dato mandato ai miei legali, non ho mai chiesto o ricevuto denaro né per me né per gli altri. Renato Brunetta, le notizie di un mio coinvolgimento nell'inchiesta sono prive di fondamento, mai ricevuto contributi da Venezia Nuova. Giulio Tremonti, il Mose: non mi occupai della vicenda, in quel periodo avevo altro a cui pensare, incontrai Mazzacurati perché tutti insistevano. Nicolò Ghedini, quelle rivolte a me sono accuse mediatiche doppiamente false, anche perché le frasi di Baita contro Ghedini negli atti dell'inchiesta non ci sono, dice Ghedini. E intanto, scrive sul giornale Paolo Bracalini, si apre la caccia grossa ai big berlusconiani tirati in ballo per nulla. Nell'inchiesta di Venezia spuntano i fedelissimi di Berlusconi, da Letta a Brunetta Ghedini, non indagati, subito infangati. L'ex ministro Matteoli, tutto falso, mai avuto favori in 50 anni di attività politica. E Maroni sveglia il governo, rischio ritardi sull'Expo. A pagina 15 del giornale, invece, a proposito di campagne stampa, il gossip a orologeria sugli euroscettici. Dopo il successo elettorale scattano insulti e maldicenze. Marine Le Pen sarebbe in crisi col marito, che pure ha un ruolo nel partito. Nigel Farage ha l'amante. Tutti coalizzati contro i politicamente diversi. Il Manifesto, il quotidiano comunista, apre con un titolo di una parola sola: lordi, e l'immagine di 5 euro, 15 euro. I sindacati, firmatari del contratto che ha escluso la FIOM, rompono con la Fiat. Marchionne mette sul tavolo del rinnovo un misero aumento di 15 euro lordi per gli 86.000 operai del gruppo. CGL, CISL e UIL dicono proposte irricevibili, anzi CISL, UIL e UGL. Renzi in confronto è Babbo Natale, scrive il Manifesto, che si occupa poi con Corradino Mineo, già direttore di Rai News 24 e poi senatore del PD, di riforme. Il governo esca dalla palude. Dopo che il senatore Mario Mauro, reo di avere votato con l'opposizione, è stato sostituito in Commissione Affari Costituzionali, e ha avuto parole di fuoco Mauro contro Renzi, l'Huffington Post ha scritto che io, cioè Corradino Mineo, ero diventato l'ago della bilancia per la riforma del Senato. Non è così, scrive il senatore Mineo. O almeno non voglio credere che qualcuno possa immaginare di imporre il testo del governo con 15 voti di maggioranza contro 14 in commissione. Sarebbe una follia. Renzi ha sempre detto di voler fare le riforme coinvolgendo almeno una parte dell'opposizione. Sosterrò gli emendamenti fino a quando i dubbi posti da Rodotà non saranno dissipati.
dice Mineo. E sempre dalla prima pagina del manifesto c'è Luciana Castellina, nome storico della sinistra italiana, che riflette sulla celebrazione di Berlinguer, la grande banalizzazione di un comunista scomodo. Se ne esalta la memoria per rivendicare una continuità col presente che non c'è. Nei giorni scorsi, scrive Luciana Castellina, ho scritto anch'io sul supplemento che l'Unità ha dedicato a Berlinguer nel trentennale dalla morte. Do atto al quotidiano Un Tempo Comunista di avere operato un'apertura, perché come ovvio era implicito che avrei parlato anche dello scontro che, come gruppo de Il Manifesto, avemmo con Berlinguer quando fu decretata la nostra radiazione dal partito. Tempi cambiati rispetto a quelli in cui lo stesso giornale era arrivato a pubblicare un articolo a noi rivolto intitolato Chi vi paga?, in cui si esprimeva il sospetto che si trattasse della Confagricoltori, chissà perché proprio Confagricoltori. Tuttavia, come mi è capitato in questi ultimi tempi di ripetere, quasi quasi rimpiango quei tempi pur durissimi della nostra radiazione, perché lo scontro asperrimo produsse un trauma in tutto il partito. Se ne discusse a tutti i livelli, s'aprì una riflessione nell'opinione pubblica della sinistra. Oggi si può dire qualsiasi cosa che, vista la povertà del dibattito politico, non si suscita, non dico passioni, ma nemmeno interesse. Questo sta infatti accadendo con l'amplissimo florilegio di pubblicazioni dedicate a Berlinguer, che suscitano emozioni e nostalgie, ma non contribuiscono affatto a chiarire il profilo politico di Berlinguer. Un giovane nato negli ultimi decenni potrà desumerne che si trattava solo di un uomo onesto capace di suscitare affetto e consenso. Certo non è poco di questi tempi, ma pochissimo per far capire davvero chi era, perché Berlinguer è stato un dirigente per nulla privo di spigoli, che non ha concesso nulla alla ricerca del consenso facilone. E non parliamo delle sue capacità comunicative, era il contrario dello showman e ha operato scelte spesso contrastate, non solo dall'esterno del PC. Banalizzarlo è la peggior sorte che gli si potesse riservare, scrive Luciana Castellina. Ma non è un'operazione innocente, serve a far credere che anche quanto si fa oggi sia in continuità col pensiero di Berlinguer, salvo il fatto che era un po' troppo bacchettone, un po' troppo ancorato al passato e lento nel percepire quanto aveva invece colto Craxi, che il mondo era cambiato e per essere contemporanei bisognava sposare la modernità senza aggettivi che il sistema propone. È il leader di un PC non più riformabile. Luigi Pintor scrisse: «È morto un buon comunista», ricorda Castellina, e una delle frasi di Berlinguer oggi da ricordare è: «Non c'è fantasia, invenzione o rinnovamento se si smantella quello che vi è alle spalle». Chiudiamo dalla prima pagina del manifesto con il pezzo di Edoardo Salzano su grandi opere e potere. Venezia, negli appalti, troppe regole drogate, la grande emergenza, restaurare la legge Merloni per gli appalti delle opere pubbliche. Ma quale legislatore ha la forza di farlo? Invece di riformare le procedure si inventano le deroghe per scavalcare i controlli. Ma c'è anche un servizio sul Brasile, calcio e proteste. Il Brasile è in piazza alla vigilia del mondiale di calcio, scrive Geraldina Colotti, non si fermano le proteste contro l'espulsione di 250.000 persone dai terreni per gli stadi e gli oltre 8 milioni di euro che potevano essere usati per case, scuole, ospedali, 8 miliardi per la verità. Sospeso lo sciopero delle metropolitane a San Paolo. E poi c'è la pubblicità della RAI, la statua del Cristo di Rio. Oltraggioso lo spot della RAI che ha piazzato una maglia dell'Italia numero 10 sulle spalle del Cristo di Rio. Bello lo spot dei mondiali della RAI, quello che potrebbe costare una decina di milioni di euro a noi contribuenti. Quello che la RAI ha ritirato in fretta e furia venerdì dopo che è arrivata una richiesta di indennizzo dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro, quasi 4 milioni di battezzati su una superficie di 1300 km quadri. Veramente un peccato che l'impeccabile spot non ci sia più. Quelle immagini originali riuscivano a catapultare il telespettatore dalla sua poltrona nell'atmosfera elettrizzante della Cidade Maravillosa. Bla bla bla. Insomma, il Cristo di Rio è della diocesi di Rio de Janeiro, oltraggioso lo spot della RAI. La statua indossava la maglia della nazionale. A proposito di spot, bellissimo quello della McDonald's, senza alcun intento celebrativo per il gruppo degli hamburger. Hanno preso dei ragazzini che fanno cose incredibili con il pallone in Brasile per pubblicizzare uno spot per i mondiali.
stupendo a dir la verità, al di là di tutto. Comunque lasciamo perdere queste quisquiglie e andiamo alle cose essenziali. Il Partito Democratico ha finalmente siglato un patto per l'unità, lo titola L'unità medesima, inteso come quotidiano. Da Renzi stop alle polemiche seguite al voto, scrive l'Unità in prima pagina. Via alla gestione unitaria del partito, segreteria aperta alla minoranza, intervista al capogruppo Speranza, basta con il noi e il loro, si vince tutti assieme. L'Unità fa un titolo che li porta indietro nel tempo, il PD, cioè il partito, sigla il patto per l'unità, con frase di Enrico Berlinguer in fianco alla testata, ovviamente: ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno. Senza stipendi, senza certezze, continuano invece a scrivere i giornalisti dell'Unità in prima pagina, ma con la determinazione di chi lotta per una causa giusta, salvare il più grande giornale della sinistra e i posti di lavoro di giornalisti e poligrafici. Un futuro messo a rischio da un'azienda latitante capace solo di non decidere. L'Unità anche oggi esce senza firme, domani è convocata l'assemblea dei soci per una scelta definitiva sulla società editrice. Lo ribadiamo con forza, non accetteremo nuovi rinvii. Scrive il comitato di redazione dei giornalisti dell'Unità. A pagina 4 dell'Unità c'è l'intervista a Filippo Nogarin, neo sindaco grillino di Livorno, il quale risottolinea per l'ennesima volta in 2 giorni che Livorno resterà di sinistra. Ho preso sì i voti della destra, dice il neo sindaco, ma la città resterà di sinistra. Ho avuto endorsement, oggi si dice così e non mi hanno votato o sono stato appoggiato, ho avuto endorsement da tutte le parti, i cittadini avevano voglia di cambiare, ora mi aspetto un'opposizione bulgara. Pagina 7 dell'Unità, infine, in Calabria, altra notizia, ai clan mafiosi il controllo anche del disboscamento, indagato l'assessore all'agricoltura dell'UDC per concorso esterno in associazione mafiosa. Avviso di indagine per Michele Trematerra, assessore all'agricoltura Regione Calabria. Il PM antimafia Pierpaolo Bruni, dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, accusa l'assessore di concorso esterno in associazione mafiosa, 416 bis codice penale. Ieri mattina sono scattati gli ordini per 6 perquisizioni ad altrettante aziende agricole della provincia di Cosenza, a carico di 15 indagati, tra i quali l'assessore dell'UDC, Luigi Maiorano, ex sindaco di Acri, paesone del Pollino, e il suo ex consigliere comunale Gencarelli, accusato di far da tramite per le mazzette da recapitare all'assessore Trematerra, nella cui segreteria politica era passato direttamente dal consiglio comunale di quel centro di montagna. L'inchiesta parla di piccole endrine di provincia, di montagna e di appalti bucolici come lo spallamento della neve e il disboscamento. Poi però torneremo in Calabria con Goffredo Buccini, il Corriere della Sera. Dal Foglio di Giuliano Ferrara vi segnalo l'inserto, a pagina 2 e a pagina 3 dell'inserto i ritratti non soltanto calcistici dei paesi che domani si giocano i mondiali, crisi politiche ed economiche, elezioni, rivoluzioni, abdicazioni, qualche guerra. Ecco che cosa è successo negli ultimi 4 anni nei 32 paesi che proveranno ad alzare la Coppa del Mondo. Sul quotidiano nazionale, invece, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, a pagina 2, c'è un'intervista a un uomo oscuro perché solitamente non compare sulla ribalta mediatica. Trattasi del braccio destro del commissario agli affari economici della Commissione europea, Olli Rehn. Per inciso, domani parleremo con il professor Claudio Borghi Aquilini in trasmissione dalle 10:40 proprio di questi temi e delle istituzioni europee anche. Comunque, il braccio destro di Olli Rehn è fiorentino come Renzi, si chiama Marco Buti, classe 57, è dal 2008 direttore generale dell'ECFIN, che è la Direzione Generale Affari Economici e Finanziari, che fa capo al commissario finlandese ex calciatore Olli Rehn. Buti, laureato a Firenze e perfino ad Oxford, è approdato alla Commissione europea nell'87. Fautore del Fiscal Compact, quinta colonna e dire poco, grazie all'italiano Buti, fautore del Fiscal Compact e contrario agli allentamenti del patto di stabilità, ha firmato nei mesi scorsi, al posto di Rehn in aspettativa per la campagna elettorale, la breve lettera di risposta a Padoan sulla richiesta di rinviare al 2016 il pareggio di bilancio.
Dalle parole ai fatti, le riforme che i Paesi membri dell'Unione Europea annunciano e presentano possono anche andar bene, ma vanno attuate, dice Marco Buti, direttore generale affari economici, Commissione Europea. Il professor dottor Buti, economista, rimprovera a 3 paesi, Francia, Germania e Italia, di non aver fatto abbastanza per passare ai fatti. Il punto, spiega Buti, è capire come essere certi che i paesi che annunciano riforme poi le attuano davvero. Non ho detto che la Commissione europea non si fida di Francia, Germania e Italia, ma che se guardiamo gli ultimi anni, i paesi dell'Unione Europea che hanno rispettato o meno le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, tra cui la Commissione europea, sono quei 3, Francia, Germania e Italia. Quindi, dice Buti, questi paesi hanno annunciato una serie di riforme, le attendiamo. Certo, le riforme hanno bisogno di consenso, non possono essere fatte a forza, ma aspettare la prossima crisi per attuare le riforme strutturali non credo sarebbe saggio. Nel breve periodo è prevista una ripresa debole, che richiede un lavoro micro e macroeconomico. Quel che deve essere chiaro è che va evitato un rilassamento sulle riforme. Si chiamano riforme tutte quelle legnate che arrivano sul groppone, no? Tanto per capire il vocabolario. Alla luce delle recenti raccomandazioni della Commissione, l'invito all'attuazione vale soprattutto per l'Italia? Domanda Emanuele Bonini da Bruxelles. Risponde il braccio destro di Olli Rehn, italiano, anzi fiorentino. Come detto, da quei paesi che annunciano riforme ci aspettiamo l'attuazione delle stesse. Per l'Italia l'attenzione del dibattito si è concentrata molto sulla questione relativa al pareggio strutturale di bilancio, ma le raccomandazioni per l'Italia sono più ampie ed estremamente complessive. Coprono tutti gli aspetti: fiscalità, riforma pubblica amministrazione, mercato del lavoro, lotta all'evasione, anticorruzione, istruzione. A proposito di pareggio di bilancio strutturale, la scadenza per l'Italia è al 2016. Su questo, dice il braccio destro fiorentino di Olli Rehn, c'era stata un po' di confusione. Le cose sono state chiarite la settimana scorsa sul 2015, l'anno prossimo. La proposta del governo per il 2016 era solo per arrivare all'obiettivo 0,0 di deficit strutturale, ma in realtà prevediamo che l'obiettivo di medio sarà raggiunto già nel 2015. L'Italia, alla fine del prossimo anno, dovrebbe avere un deficit strutturale dello 0,1% sul PIL, che è a dire in pratica pareggio di bilancio. Il 2016 serve solo per toccare effettivamente la soglia zero, perché questi qui sono precisi, sono attenti anche allo 0, le privatizzazioni aiuteranno l'Italia, mi sembra facciano parte di un programma ambizioso, sono importanti perché contribuiscono alla riduzione del debito pubblico, ma non bisogna vendere solo per far cassa, bisogna puntare sulla qualità delle riforme, non sulla quantità. La soglia 3% rapporto deficit-PIL va rivista. Allo stato attuale non c'è spazio per una ridefinizione delle regole, dice Marco Buti, fiorentino braccio destro di Olli Rehn, a pagina 2 del quotidiano nazionale Il Giorno, La Nazione e il resto del Carlino. Mentre a pagina 20 del Giorno, segnaliamo rapidamente, chiedo scusa, 26, pagina 26 del Giorno, ci arriviamo, pagina economica, la questione all'Italia con il ministro Lupi che dice senza Etihad, senza gli arabi, 11.000 persone a casa. Sugli esuberi sta preparando il paracadute, tanto paghiamo noi, il ministro Poletti, numero 1 delle cooperative, giustamente nominato ministro del lavoro, senza alcun conflitto di interessi. Vedasi il primo provvedimento da lui fatto e insieme a lui dal governo, quello per facilitare i contratti a termine ai compagni delle cooperative e non solo a loro. Mentre a proposito di inchieste andiamo sul Secolo XIX di Genova per l'aggiornamento sul caso Carige. L'ex numero 1 Berneschi ora parla e parla di altri affari sporchi, scrive Matteo Iddice. 5 ore per Berneschi dal pubblico ministero, verbali secretati, l'ombra dei rapporti fra Banca Carige e lo IOR, la Banca Vaticana. Banca Vaticana con cui Genova ha un rapporto speciale in virtù anche del fatto che Bertone, cardinale di Genova, è appunto il segretario poi di Stato. L'ex presidente agli arresti aveva annunciato di voler aprire il capitolo 3, possibili nuove perquisizioni. Le mani appoggiate alla scrivania del PM, Berneschi lo aveva promesso, questi sono i capitoli 1 e 2, poi verrà il resto. Ieri, in base a indiscrezioni,
L'ex padre padrone di Carige non ha solo minacciato. L'uomo, che ha retto per 15 anni la Cassa di risparmio di Genova, ha divagato su vicende che non sono collegate direttamente alle imputazioni per cui è stato arrestato il 22 maggio scorso con 6 persone, cioè truffa alla sua stessa banca tramite compravendite del ramo assicurativo. Berneschi è la notizia che si fa solida di ora in ora, ha virato su altri affari, avvenuti nel periodo della sua governance, ma che coinvolgono altri personaggi, al punto che nelle prossime ore è possibile che la Guardia di Finanza decida di acquisire altri documenti. Berneschi è arrivato ieri mattina a Palazzo di Giustizia. Mi fanno domande solo fino al 2006, si era lamentato con gli agenti che lo accompagnavano in cella nei giorni scorsi. Al di là degli momenti pirotecnici, dentro e fuori la stanza del magistrato è indubbio che i fronti aperti dal banchiere siano numerosi. Su cosa e su chi si è dilungato? Ieri Berneschi, il verbale è stato secretato, non vi è conferma sui contenuti. È possibile ripercorrere solo le varie vicende che Berneschi e i suoi presunti complici citavano parlando al telefono nel suo studio. È fuor di dubbio che per mesi, prima d'essere travolto dalla bufera giudiziaria, Berneschi, ancora messo nel mirino da Banca Italia per crediti facili concessi a imprenditori amici, rilanciò un'altra storia. I rapporti della fondazione, guidata fino a pochi mesi fa dal suo nemico Flavio Repetto, e non solo. In un'intercettazione Berneschi parla di Papa Francesco, che avrebbe chiamato i 3 vescovi del Ponente Ligure a Roma per chiarire la faccenda legata allo IOR. Ripete di aver ricevuto Monsignor Luigi Molinari, il quale, per conto di Angelo Bagnasco, presidente CEI, cardinale di Genova, voleva sapere cos'era successo tra la fondazione della Cassa di risparmio genovese e lo IOR, la banca vaticana. Ma poi ci sono anche 3 giudici indagati a Torino perché facevano le talpe. Nei guai Maurizio Caporuscio, già procuratore reggente, ora vice alla Spezia, Francantonio Granero, procuratore capo a Savona, e Pasqualina Fortunato, magistrato del lavoro alla Spezia. 3 giudici sono indagati perché facevano appunto da talpe. Iscritto anche un terzo giudice, Granero appunto, per lui più probabile l'archiviazione. Poi c'è il caso del numero di telefono di un pubblico ministero a casa di un arrestato. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni pelle,
radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Torniamo alle prime pagine, quella del Sole 24 Ore adesso, codice degli appalti, ecco le nuove regole, titola il quotidiano di Confindustria, accelera la riforma degli appalti, pronto il testo con i criteri di delega che introduce una rivoluzione a 360 gradi. Concorrenza e gare con limitazione delle deroghe, riduzione delle stazioni appaltanti, semplificazione, riduzione degli oneri documentali a carico di imprese e professionisti, miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese, revisione delle SOA e delle qualificazioni, introduzione del dibattito pubblico per la consultazione dei cittadini sui progetti, risoluzione delle controversie alternative al giudice anche per la fase della gara e dell'aggiudicazione, strumenti finanziari innovativi e incentivi per il project financing. Sarà azzerato il codice appalti, sarà armonizzata la legge obiettivo alle regole generali. Si ripartirà con 200 articoli rispetto ai 600 di oggi. Se davanti a tutto sto po' di roba siete scettici, insomma, vergognatevi. A pagina 2 invece del Sole 24 Ore c'è l'articolo di Mariano Maugeri sull'ospedale da 800 milioni dei soliti noti. L'ospedale Sant'Orso in quel di Schio, Vicenza, che ha sostituito una struttura perfettamente funzionante a Schio, ma dopo 2 anni già pioveva all'interno e crollavano le controsoffittature. Di che si tratta? La sanità in Veneto, scrive Maugeri, è una ragnatela inestricabile di favori, affidamenti diretti, project gonfiati a dismisura, tassi di interesse sui mutui da usura, polizze assicurative per tutte le unità sanitarie assegnate d'imperio a un'unica società, la Assodoge di Milano, Assidoge di Milano, che si pappava in regime di monopolio 80 milioni all'anno per i rischi responsabilità civile verso terzi con provvigioni del 14%. Il cuore del sistema Galan, scrive Maugeri. Il cuore del sistema Galan è a Vicenza. Se l'ospedale dell'Angelo di Mestre è madre delle operazioni in project financing, finanza di progetto, Vicenza è il quartier generale degli strateghi del project alla Veneta. Da lì a Sartori, socialista della Primora, già vicepresidente consiglio regionale ai tempi di Carlo Bernini, poi nel quindicennio di Galan, presidente del consiglio regionale e poi al Parlamento europeo, alla Gemmo Impianti, una delle aziende che compare in tutte le grandi opere venete, incordata con lo studio Altieri di Tiene, Vicenza, fondato dal compagno della Sartori, a Mario Putin di Costa Bissara, lo zar delle mense, 8.000 dipendenti, entrature in Vaticano con la sua società Serenissima. Un personaggio che meriterebbe un racconto a sé. La cordata celebrava la sua festa annuale in luglio nel Parco Nazionale di Brioni, in Croazia, isolotti selvaggi e mare cristallino, con tanto di organizzatori e sponsor, dalla banca Anton Veneta alla valigeria Roncato e la benedizione di Monsignor Liberio Andreatta, amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Altri tempi. Adesso strigliare la finanza di progetto è diventata una moda. I politici dovrebbero smetterla di farsi dettare le condizioni dai privati, ha detto all'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore Corte dei Conti Carmine Scarano. L'opera finisce per costare molto più del previsto, aggravando il debito dell'ente pubblico. Ha sottolineato Luca Zaia, presidente del Veneto, che il project financing pesa con costi finali pesantissimi pari al 10-11% del bilancio e qualcuno ipotizza che non è lontano il giorno in cui Regione Veneto potrebbe trovarsi nelle condizioni di non erogare servizi pubblici essenziali per troppi sprechi. Di esempi ce ne sono a decine. Ieri l'ospedale di Mestre, oggi quello di Sant'Orso, equidistante tra Schio e Tiene, nell'Alto Vicentino. C'è chi, sulle critiche all'ospedale Sant'Orso, 154 milioni, intascati dai soliti noti, ci ha costruito un successo elettorale, come Walter Orsi, piccolo artigiano, leghista, insediatosi sindaco proprio ieri. Orsi ha la penna e la lingua taglienti, scrive Mariano Maugeri sul Sole 24 Ore. Ben prima di essere eletto, ha scritto una lettera al governatore Zaia. Illustrissimo governatore, la informo che per ripagare gli 800 milioni del nuovo ospedale di Sant'Orso, l'USL paga interessi equivalenti a quelli usurai
tassi che impoveriscono i cittadini e arricchiscono qualcun altro. Orsi, neo sindaco di Sant'Orso appunto, racconta di una struttura colabrodo inaugurata, l'ospedale appunto Sant'Orso, equidistante a metà strada in sostanza tra Schio e Tiene. Orsi racconta di una struttura colabrodo inaugurata 2 anni fa. Piove all'interno, cascano le controsoffittature. A Schio, il vecchio ospedale di 7 piani costruito negli anni 60 è stato chiuso a doppia mandata. Dentro ci sono le sale operatorie attrezzate di tutto punto, i letti, le apparecchiature diagnostiche, i mobili, perfino i vecchi camici dei medici. Pronto a riaccendersi, come un'automobile lasciata in parcheggio. Una parola, pure questa dolente, al Sant'Orso dove, sorpresa, il parchimetro non perdona, malgrado l'ospedale sia lontano dai centri abitati. Col project financing il tassametro non smette mai di girare, con la mensa, i bar e i punti di ristoro gestiti dal solito Mario Putin, l'imprenditore di Costa Bissara, lo zar delle mense. Il bando è chiaro su questo punto. 35 punti sono attribuibili in base al fattore prezzo. 30 e 25 sono il punteggio massimo previsto per la qualità tecnica del progetto e la qualità tecnica e il livello degli impianti. Trionfo della discrezionalità. A proposito di costi, conclude Maugeri, dai, a ottobre la giunta regionale ha deciso di bandire una gara per l'affidamento delle polizze a una nuova società di brokeraggio. Finalmente una gara. 4 le società in corsa, ha vinto l'americana Willis con l'Arena Broker di Verona, provvigione prevista l'1%. Al contrario, nell'epoca galaniana, diciamo così, l'Assidoge di Milano aveva una provvigione del 14%. Da almeno 10 milioni all'anno si precipita a un esborso di poco più di 600.000, ma qualcuno aveva offerto anche lo 0,40%, quando si dice il mercato. Cioè in pratica le assicurazioni adesso costano meno al sistema sanitario veneto. Mentre a proposito di Sole 24 Ore, a chi interessa c'è l'inserto speciale, il focus su come pagare le tasse sulla casa. Le disposizioni sulla prima casa, seconde case, pertinenze, immobili di impresa, attività produttive, capannoni eccetera, modelli ed esempi di compilazione, contribuenti alla prova, scrive Gianni Trovati, l'inserto del 24 Ore. E chiudiamo con Italia Oggi. In prima pagina c'è la rubrichina diritto e rovescio, il corsivo del direttore. Ignazio Marino, sindaco di Roma, è molto peggio del precedente sindaco Alemanno, con il quale si credeva d'aver toccato il fondo. Marino è una figura disperante, scrive Italia Oggi. Primo, perché viene dalla cosiddetta società civile e dimostra purtroppo di essere peggio della società politica. Secondo, perché è stato eletto nelle primarie come contraltare di sinistra alla nomenclatura ex PC che non ha mai allentato la sua morsa su Roma. A parte Veltroni, che come dice lui non è mai stato comunista, gli avevano dato la tessera del PC a sua insaputa, ognuno ha i suoi scaiola. Ma se il sostituto civile di una struttura politica incivile è più incivile della struttura che avrebbe dovuto sostituire, cosa resta all'elettore? La prima reazione è quella di non partecipare al voto, come dimostra il 51% di astenuti ai ballottaggi. Alla successiva reazione preferisco non pensare. A pagina 2, il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, si occupa di Cameron che minaccia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Non ci eravamo accorti che ci fosse dentro, commenta Magnaschi. Mentre Napolitano pensa al suo successore, secondo Sergio Soave, sempre su Italia Oggi, e prepara la strada a Emma Bonino, secondo Soave. Il presidente vuole affrettare la fine del suo mandato favorendo la salita al colle di Emma Bonino, secondo questo commentatore di Italia Oggi. Mentre a pagina 4 è da segnalare l'articolo di Tino Oldani, la sua rubrica Torre di controllo. Per il Censis gli investimenti stranieri in Italia sono diminuiti del 58% per cattiva reputazione, di certo perché sono rimaste poche aziende da comprare. E poi, dopo voto, 2 feudi rossi vanno al centro-destra, Rimini, un'isola rossa circondata da comuni con gli azzurri, a Riccione e a Urbino sono stati sconfitti i candidati sindaci PD in testa al primo turno. E ancora la rubrica di Riccardo Ruggeri, il cameo dedicato alla RAI.
Sono affascinato da come Renzi, azionista unico, gestisce l'azienda RAI senza utilizzare alcuno degli strumenti che le leggi del business e del management e al limite il codice civile mette a sua disposizione. Non ne capisco la ragione, ma sono affascinato anche perché nella seconda metà degli anni 90, quando comandavano in RAI Zaccaria e Celli, ricorda Ruggeri, fui consulente strategico della RAI. Il dibattito sul ruolo della RAI, sui suoi costi, sull'eccesso di personale, sul servizio pubblico, sulla responsabilità di essere la prima azienda culturale d'Italia era lo stesso di oggi. Preparai una bozza di progetto di cui parlai col vertice in occasione di una convention. Quella bozza, stante la situazione difficile dell'azienda, si basava su un'idea strategico-organizzativa semplice: fare lo spezzatino di RAI, concentrandosi e potenziando il solo servizio pubblico strategico per il Paese. In RAI 3 c'era già un importante giacimento culturale, l'incubatore dove far crescere nuovi prodotti. Qua sarebbero confluite le risorse per svolgere il ruolo di servizio pubblico. Mai si sarebbe dovuta seguire la strategia suicida di scimmiottare Mediaset. Sarebbe nata una compagnia autonoma, l'equivalente della BBC, avrebbe avuto l'intero canone, un manager privato come presidente e amministratore delegato, seppur nominato dalla politica, e un consiglio d'amministrazione composto da uomini di cultura. Il resto sarebbe stato venduto o scorporando le reti o per funzioni. Non finì neanche di illustrare il progetto che fui invitato a lasciar perdere. In effetti, scrive Ruggeri, convenni con loro. Il contesto non era maturo, per cui rimisi in Berta le mie 4 slide e non se ne parlò più. Continuai da cittadino a seguire le vicende RAI, legato a quel mondo ove ho carissimi amici e verso il quale provo affetto. Intanto sono passati 15 anni, gli stessi problemi sul solito mitico tavolo. Immagino che Renzi, supportato com'è da prestigiosi collaboratori, abbia un piano dettagliatissimo per risolvere il problema RAI, così come tutti gli altri che ha fatto emergere. Occorre riconoscerlo, i problemi li ha sollevati. Si tratta di risolverli. Quando un giorno ci sarà il nuovo piano RAI, lo analizzerò. Per ora mi limito a chiedermi perché Renzi abbia seguito un percorso di comunicazione così curioso. Prima delle elezioni, nello studio di Ballarò, nel tinello cioè di casa sua, perché la RAI è sua, a fronte di una domanda ovvia del conduttore sul contributo di 150 milioni applicato a RAI e non ai suoi concorrenti, l'azionista unico si scatena in una filippica contro la sua stessa azienda. Non per difendere Floris, ma immagino che abbia fatto la domanda come farebbe qualsiasi giornalista, e riconosciamolo, oggettivamente è difficile per un dipendente intervistare a schiena dritta un padrone così incazzoso. Mi pare evidente che, in termini di business, il valore di mercato di RAI sia diminuito. Il fatto che i cittadini stiano con Renzi contro la RAI è ovvio. Avendo avuto conferma dal padrone che il servizio è scadente, quelli che il canone non lo pagano si sentono assolti dai loro peccati. Quelli che lo pagano entreranno nell'idea di non pagarlo più. Se l'avvocato Agnelli avesse fatto una sparata simile contro Fiat, il 90% degli italiani si sarebbe schierato con lui, ma il giorno dopo in borsa ci sarebbe stata la debacle del titolo. Deduco quindi, conclude Ruggeri, che l'azionista unico abbia deciso di non vendere una RAI così svalutata. A questo punto i vertici della RAI sono stati messi in cul-de-sac. Per coerenza dovrebbero dimettersi. Nel frattempo noi apoti ci sentiamo autorizzati a non guardare la RAI, ci godiamo la politica sulla 7, l'intrattenimento su Mediaset, i mondiali di calcio su Sky, e sul pagamento del canone RAI decideremo poi alla caduta delle prime foglie. Concludiamo con un altro paio di segnalazioni da Italia Oggi. Chiamparino se ne impippa del PD per la composizione della giunta piemontese, gli esclusi dalla giunta adesso danno fuoco alle polveri, alle regionali ha preso il 47% mentre il PD si è fermato al 40%. E infine l'articolo di Lodovico Festa sul caso Mose, i riflettori sono puntati su Galan e Orsoni, mentre sono più che mai discreti su Roberto Meneguzzo, che era il numero 1 della finanziaria Palladio. Oggi l'azione dei pubblici ministeri contro rilevantissime istituzioni finanziarie è diventata inusualmente aggressiva. A questo punto però torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che ci rimanda però a pagina 21 per la chiacchierata di Goffredo Buccini
con l'ex sindaco di un comune sciolto per mafia in provincia di Reggio Calabria, Rizziconi. L'ex sindaco, come detto, si chiama Antonino Bartuccio. Siamo nella piana di Gioia Tauro, è un ex sindaco di Forza Italia, dove le cosche, scrive il giornalista del Corriere della Sera, nella piana di Gioia Tauro, non solo lì a dire il vero, le cosche dell''ndrangheta decidono anche di che colore verniciare le serrande dei comuni, dei municipi. Quanto a Antonino Bartuccio, commercialista, nel 2010 viene eletto sindaco di Rizziconi perché la lista concorrente viene cancellata per irregolarità. E insomma la sua, quella di Forza Italia, di PDL, corre da sola. Ma la nuova giunta non piace alla famiglia Crea, il clan che a Rizziconi comanda. Tanto per dire, al giovane padrino Giuseppe Crea sono riusciti a far avere quasi 200.000 euro di finanziamenti europei per l'agricoltura, mentre il padrino era latitante. Volevano mettere becco i Crea su tutto, erano abituati a farlo. Appalti per le pulizie, per i rifiuti, piano regolatore, assunzioni, dovete piazzare gli amici. Per mesi sono andati a sbattere contro la porta chiusa del nuovo sindaco Nino Bartuccio, Forza Italia, PDL. Così un comune in passato già sciolto 2 volte per mafia, stavolta è stato sciolto dalla mafia. Sono durato 367 giorni, dice Bartuccio, il tempo di una fruntata, la festa pasquale del paese. A marzo 2011 i picciotti 'ndranghettisti hanno costretto a dimettersi i primi 8 consiglieri. Ne mancava uno, l'ultimo, decisivo per troncare la consigliatura. Era Michele Russo, 20 anni, assessore allo sport, fedele a Bartuccio. I mafiosi premono. Il sindaco incita a resistere. I dialoghi registrati tra lui e Domenico Russo, papà di Michele, vero dominus delle scelte del figlio, che era l'assessore, il figlio, andrebbero trasmessi nelle scuole. 2 papà si fronteggiano, in mezzo c'è l'Italia, il nostro domani. Come scriverà il GIP di Reggio Calabria, la logica del servizio contro quella del predominio mafioso. Dice Bartuccio al papà del suo assessore, che poi è l'ultimo, che deve essere convinto dal clan di 'ndrangheta dei Crea di Rizziconi a dimettersi. Michele Russo, 20 anni, è l'ultimo, deve dimettersi. E il sindaco Bartuccio, è lui il capo della giunta in cui c'è questo Michele Russo che deve dimettersi per far cadere la baracca del sindaco, per far cadere l'amministrazione comunale. Il sindaco parla col papà del suo ultimo assessore resistente. Dice Bartuccio, il sindaco, ma tu cosa vuoi? Che vinca la mafia? Se siamo i buoni, dobbiamo stare con i buoni. Detto per inciso, il sindaco qui parla non col suo assessore, ma col papà dell'assessore che, scrive il giornalista del Corriere, è il vero dominus delle scelte del figlio, cioè dell'assessore medesimo. Quindi, in sostanza, il sindaco parla col papà del suo assessore che resiste. Se cade lui, cade la giunta e cade tutto. Cade il consiglio comunale come vogliono i Crea, i mafiosi, gli 'ndranghettisti del luogo, di Rizziconi. Il sindaco dice al papà del suo assessore: ma tu cosa vuoi, che vinca la mafia? Se siamo i buoni, dobbiamo stare con i buoni. Papà Russo, il papà dell'assessore, risponde: ma io tengo famiglia. Il sindaco Bartuccio: tutti la teniamo, tu sei un uomo libero. Russo, il papà dell'assessore: ma io non posso metterla in pericolo. Bartuccio: e che insegniamo ai nostri figli? Russo: se devo passare male alla mia famiglia, me ne fotto di tutte le cose. Già, commenta l'inviato del Corriere, tanto ci sono sempre quelli come Bartuccio disposti a rischiare le loro di famiglie. Sostanza, il 1 aprile 2011 Michele Russo si dimette e il comune si scioglie. Nino Bartuccio va in procura, consegna i dialoghi registrati sull'iPhone con Domenico Russo, il papà dell'assessore, e comincia a riempire verbali. 3 anni dopo, la settimana scorsa, i primi 16 arresti, manette per Dio Onnipotente, così veniva chiamato il vecchio Teodoro Crea, manette per i suoi parenti, i picciotti, e per 3 politici collusi. L'ex sindaco Nino Bartuccio, racconta Goffredo Buccini, pagina 21 del Corriere della Sera di oggi, l'ex sindaco Nino Bartuccio ci riceve nel suo studio da commercialista, ora sorvegliato da una pattuglia di carabinieri. Gli eroi, dice Bartuccio, sono un'altra cosa, io ho fatto solo il mio dovere. Se tutti facessero il loro,
La mafia sarebbe finita, mica può ammazzare tutti. Ho sentito lo Stato vicino, dal prefetto Varratta al procuratore Cafiero De Rao e alla dottoressa Cerreti. Ma la parte difficile comincia il 4 giugno scorso con la notizia degli arresti degli 'ndranghettisti di Rizziconi. Lo spartiacque tra il prima e il dopo, nella vita di ogni giorno. La scorta mi segue pure a fare la spesa, dice Bertuccio. Molti hanno smesso di guardarmi in faccia, qualche cliente mi ha lasciato, altri però mi hanno abbracciato. Ho bisogno della mia gente. Bertuccio milita in un partito. Ci mostra la tessera di Forza Italia. Ha ammirazione profonda per Berlusconi. Ne condivido le idee, non tutte le scelte, dice Bertuccio. Ha fondato un circolo di Forza Italia e lo ha intitolato a mamma Rosa Bossi, la mamma di Berlusconi. Dell'Utri è un mafioso, dice Bertuccio. È stato condannato e per quanto mi riguarda deve andare in galera. Ho anche una certa idea di Scajola, ma non è stato ancora condannato. Tra l'altro, nel caso Scajola viene fuori anche il nome di un tizio, sedicente avvocato, Bruno Mafrici, il quale era coinvolto anche nella vicenda di Belsito, l'ex tesoriere leghista. Detto per inciso, le indagini alla Procura di Reggio sono ancora aperte. Il procuratore Giuseppe Lombardo non ha ancora chiuso tutto quel complesso materiale che continua a germinare cose anche nel presente. Detto per inciso, ma proprio per inciso. Su Scajola dice appunto Bertuccio, l'ex sindaco Forza Italia di Rizziconi, la cui storia racconta oggi il Corriere. Su Scajola ho le mie idee, e però non è stato ancora condannato. Le parrà strano in bocca a uno di Forza Italia, dice Bertuccio, ma bisogna porsi un'altra volta la questione morale, non solo da noi, ma anche nel PD. Nessuno mi ha chiamato, dice ancora Bertuccio a proposito dei compagni di partito di Forza Italia. Soltanto Beppe Raffa, presidente della provincia, tanti invece da sinistra, del PD e della CGIL. Il silenzio di Forza Italia è assordante. Mi dicono che erano impegnati in campagna elettorale. Molto silenzioso anche il suo successore in comune a Rizziconi, il sindaco Di Giorgio del nuovo centrodestra di Alfano. In Calabria, conclude Goffredo Buccini, i silenzi parlano e i gesti pesano. Con ciò noi ci salutiamo. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca.